Complice la temperatura, un po' in ritardo trapiantato del pomodoro, ma siamo in ottobre e siamo alle battute finali della raccolta di questo prodotto. Siamo nel cuore del distretto del pomodoro, siamo a Colorno. Davide Previati di Asipo, un'annata che insomma si può dire eccezionale da un certo punto di vista, ma insomma per la temperatura sicuramente, ma pare che abbia dato buoni risultati rispetto a quello che avevamo inizialmente ipotizzato, no? Quindi un clima che ha ritardato i trapianti, come dicevo prima, però alla fine si è recuperato, o almeno parzialmente si è recuperato nel distretto del pomodoro? Sì, è un'annata direi più atipica delle solite. Ogni annata, per quanto mi riguarda, sono più di 30 anni che facciamo pomodoro, non ce n'è mai stata una uguale all'altra. Quest'anno, tra una parte di trapianti che sono slittati avanti di 10 giorni per le piogge di fine maggio e giugno, le grandinate che in Asipo hanno interessato il 25% delle superfici su tutto il territorio, partendo da Piacenza, Cremona, Mantova, Ferrara, Modena, eccetera, eccetera. Nonostante queste avversità, tutto sommato abbiamo mitigato quello che poteva essere un'ipotesi di riduzione rispetto al commercializzato, che inizialmente si pensava attorno al 20%, alla fin fine prevediamo di arrivare a un meno 13 più o meno. C'è stato un piccolo ridimensionamento, insomma, però tutto sommato la qualità è stata mantenuta, insomma, nel raccolto del 2023. La qualità comunque è stata, considerato appunto la stagionalità un po' avversa, è rimasta più che soddisfacente, anzi abbiamo avuto un grado Brix che mediamente è un po' più altino dell'anno scorso. Ovviamente è in proporzione alle rese, le rese sono state un po' più basse, il grado zuccherino si è alzato. Tutto sommato l'industria ha lavorato in modo conforme, c'è stata un'ottima dialettica nella gestione dei conferimenti, per cui adesso, a parte la chiusura che è sempre un po' problematica per un discorso di volumi minimi per far funzionare gli stabilimenti, però direi che tutto sommato è un'annata sicuramente positiva dal punto di vista agronomico, che abbinata all'equo prezzo credo che si aprano future prospettive interessanti, perché comunque ricordo che devono rimanere qualche soldino anche per continuare ad investire. È una cultura che richiede costanti investimenti innovativi e tecnologici. Lo vediamo con macchine che sono sempre più all'avanguardia, certo, e che consentono anche un raccolto più preciso, puntuale e anche insomma pulito, fra virgolette, nel senso che esce un pomodoro che apparentemente sembra quasi raccolto a mano, insomma. Certo, certo. All'occhio esperto la differenza tra le nuove proposte di macchine rispetto a macchine di già 5-6 anni fa, non tanto datate, hanno una differenza nella gestione, nel trattamento e nella cura del prodotto che è esagerata. C'è veramente un'innovazione importante. Allora, distretto del pomodoro del nord, un areale che abbraccia diverse migliaia di ettari, è il principale a livello nazionale assieme a quello del sud, insomma. Sì, quindi più o meno si equivalgono. Volumi importanti. Un'annata come questa dà un'iniezione di fiducia per il futuro anche per i produttori che poi il prossimo anno dovranno affrontare un'altra stagione? Io credo proprio di sì. Ricordo che anche il bacino del sud Italia ha avuto le problematiche di posticipo trapianti, piogge, avversità climatiche, grandinate e quant'altro, per cui sicuramente l'annata chiuderà con una mancanza tra virgolette accettabile di prodotto rispetto al contrattato. Le aziende, bene o male chi ha subito calamità, sono tutte coperte obbligatoriamente da polizze assicurative, per cui sia chi ha subito grandinate che chi fortunatamente è riuscito a portare a termine il prodotto, bene o male la redditività c'è stata. Davide, io vorrei avvicinarmi adesso ad una fila di pomodoro, perché apparentemente uno vede che comunque l'apparato fogliare insomma, è brutto, si è deteriorato, ma la stagione lo consente, però il pomodoro è rimasto perfetto. Ci avviciniamo un po' al pomodoro. Certo.
giustamente hai fatto notare. Ecco, questi qua, sono, mi sembra anche un raccolto ricco, insomma, da vedere così sì, per quel po' che io riesco a percepire, insomma, no? Perché queste foglie sono così perché, insomma, andando avanti con la stagione, chiaramente la pianta va, però le bacche sono rimaste. Esatto, questo è un disseccamento fisiologico che la pianta, specialmente in queste date, ricordiamo che siamo ai primi di ottobre, quindi non è sicuramente il periodo ideale per il pomodoro. Noi dobbiamo comunque sempre coprire 2 mesi abbondanti, circa 70 giorni di raccolta, per ottimizzare anche l'impiantistica industriale, anche perché tanti prodotti vengono fatti in diretta per esaltare la qualità del prodotto. La rilavorazione è sempre un peggioramento della qualità, per cui più si lavora in diretta, fare scatole passate, sughi eccetera, la qualità si esalta, però servono giornate. Per cui la pianificazione del pomodoro, come detto tante volte, si allunga. È chiaro che in fascia tardiva, fotoperiodo, umidità e quant'altro ti portano poi, quando la pianta arriva a fine ciclo, un po' di secume, però se guardiamo la qualità della bacca è ancora, direi, perfetta. Bene, è un pomodoro che è ancora perfetto. Sai Davide cosa ti dico? Adesso magari sentiamo anche da Claudio Bosco, che ci ha ospitato in questo campo, io qualcuno me lo porto a casa. Ma direi di sì, e non c'è bisogno di fare facciamo l'insalata stasera. Anche l'insalata, va benissimo anche l'insalata. C'ha la buccia un po' più dura perché comunque è un prodotto destinato a trasformazione industriale, quindi deve sopperire gli urti e la manipolazione, però è buona anche l'insalata. E noi lo assaggiamo. Lui è Claudio Bosco e sta raccogliendo gli ultimi pomodori della stagione. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Ti rubiamo un po' di tempo, ti rubiamo. Ciao, allora, ciao. siamo complice anche la stagione, un po' il trapianto ritardato, la stagione è andata avanti, siamo veramente alle battute finali, insomma. Esatto. Un ottobre insperato. Com'è andata l'annata? È stata un'annata dal punto di vista climatico buona, a parte le ultime piogge, però è stata un'annata, insomma, diciamo sufficiente. Soddisfacente, insomma. Sì. La tua è un'azienda che investe molto in pomodoro, la tua superficie quant'è complessivamente? Sono circa 100 ettari, di cui a pomodoro 30-40, dipende dalle annate. Questa è stata un'annata, a proposito di annata, che ha avuto anche qualche problema, macchie di leopardo. Tu hai riscontrato difficoltà quest'anno un po' riguardo all'irrigazione piuttosto che problemi fitosanitari, o secondo te è andato tutto bene nella norma? Insomma, è stato comunque, bisogna sempre stare molto attenti a malattie, irrigazione, queste cose, però dal punto di vista di irrigazione siamo riusciti a sopperire al caldo anche che c'è stato, soprattutto qua nella nostra zona. Dalle malattie, insomma, anche lì col caldo ci ha aiutato un po'. Insomma, alla fine anche il caldo ha dato... Siamo riusciti a avere un aiuto anche dal caldo, ecco, diciamo così. Insomma, prospettive per il prossimo anno ce ne sono, quindi, insomma, sei affezionato a questa coltura? Sì, a me piace, mi appassiona. Speriamo sì di progredire e di avere modo di lavorare bene un po' tutti. Beh, allora noi ti lasciamo proseguire nel tuo lavoro, intanto magari io e te Davide proviamo a salire sulla macchina dietro, così diamo una mano a lui o quantomeno facciamo finta. No, visto che sono le ultime file, ne approfittiamo. Non vediamo l'ora ormai Va di bene. finire. D'accordo. Grazie. Buon lavoro intanto. Grazie. Allora Davide, una fine stagione che tutto sommato promette bene anche in termini di lavorazione, perché il terreno è in una situazione giusta, per cui si riesce a lavorare l'ultimo prodotto anche. Considerato il periodo, tutto sommato adesso abbiamo subito un paio di eventi di piogge intense, ci ha bloccato
in 3-4 giorni in questi due eventi. Adesso la stagione ci sta aiutando, come vedete siamo ad ottobre, il prodotto è chiaro, siamo alle ultime battute, qua abbiamo ancora 600 file e l'azienda finisce, però tutto sommato, specialmente anche in questa zona, la stagione, la campagna direi che è stata positiva. Non ci sono state delle produzioni fuori norma, diciamo che siamo sulla normalità, ma d'altra parte siamo anche stati fin troppo bravi considerato tutto quello che abbiamo dovuto affrontare. La siccità e le alte temperature di luglio hanno sicuramente creato qualche disagio.